Allora, sicuramente un aspetto fondamentale dell'iniziativa che abbiamo avuto è la finalità. La finalità di questo progetto è la volontà dell'amministrazione comunale di devolvere parte del ricavato alla Federazione Lilt per l'acquisto di un mezzo di trasporto per pazienti oncologici. È una realtà vicina, una realtà del nostro territorio alla quale l'amministrazione comunale si sente affine, si sente vicina. L'augurio che faccio ai partecipanti di questa prima edizione di Corsa in Rosa è sicuramente un in bocca al lupo per questa prima marcia non competitiva. L'invito a partecipare anche alle prossime edizioni di Corsa in Rosa che ci saranno a Pieve di Soligo, e sicuramente rinnovo e faccio l'invito alla partecipazione degli eventi che ci saranno questa sera e domani sera. Vi aspettiamo.